Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Qui c'erano dei villaggi, vivevano degli uomini, una diga li ha traditi. La notte del 9 ottobre una gigantesca frana si è staccata dal monte Toc. 8 milioni di metri cubi di roccia sono precipitati nel bacino idroelettrico del Vajont. Una gigantesca ondata ha scavalcato allora la diga, ha spazzato via le case, ha sepolto gli uomini. Il disastro è stato fulmineo, un boato nella notte, una valanga d'acqua e migliaia di uomini, di donne, di bimbi sono morti. Sono bastati pochi minuti per cancellare dalla valle 6 paesi: Rivalta, Villanova, Longarone, Pirago, Faè, Erto. I morti sono più di 2000, molti resteranno sepolti in questo cimitero di fango, in questa sconfinata fossa comune. La nazione è rimasta folgorata alla notizia della tragedia. È forse il più grande disastro che abbia mai colpito l'Italia. Tra le lacrime i pochi scampati riescono a dire una sola frase: si poteva evitare. E subito sono emersi dubbi, sono affiorate circostanze allarmanti. Chi doveva controllare ha controllato. Chi doveva intervenire è intervenuto. Chi doveva prendere precauzioni le ha prese. Il governo ha nominato una commissione d'inchiesta. I responsabili dovranno pagare. Lo vogliono i pochi superstiti. Lo chiede il paese. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, chiaramente copertina dedicata in apertura al ricordo della tragedia del Vajont il 9 ottobre 1963, quando dalla diga costruita nel comune di Erto e Casso si staccò poi dal Monte Toc, la famosa frana che colpì sia il versante pedemontano dell'allora provincia di Udine e successivamente in pochi minuti arrivò sulla Valle del Piave facendo oltre 2000 morti. Bisogna ricordare perché non si tratta di una tragedia naturale, ma purtroppo la mano dell'uomo al 100% ha lasciato il segno. Andiamo avanti con il giornale, dunque aggiornamenti di cronaca, incidente nella notte vicino a un supermercato a Villota di Chions, per causa al vaglio dei carabinieri una sanvitese di 21 anni, CF, al volante di una macchina, ha perso il controllo del mezzo, ha battuto parte della recinzione, un idrante che serviva al market e ha finito la sua corsa contro 4 auto parcheggiate nel piazzale dei residenti. La giovane poi è stata trasferita in ospedale per accertamenti sanitari. Parliamo di cultura. Punto, linea e superficie, Kandinsky e le avanguardie. L'importante mostra che verrà allestita nella Galleria d'Arte Contemporanea in piazza Cavour a Monfalcone, grazie al protocollo d'intesa con la Fondazione Musei Civici di Venezia e la capacità dell'amministrazione di riuscire ad attingere agli strumenti messi in campo dall'Art Bonus e alle sponsorizzazioni della Banca di Credito Cooperativo e della Fondazione Carigo. La mostra che arriverà in città riguarda le collezioni di Capesaro con opere dei grandi Kandinsky, Klein e Miró. Il comune di Monfalcone e la Fondazione Musei Civici di Venezia hanno comuni obiettivi di studio, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio di beni culturali posti in loro gestione. Un percorso finalizzato al primario interesse e vantaggio culturale e morale delle rispettive comunità locali, ma anche di pubblico nazionale e internazionale e di flussi turistici collegabili. Ideal Service, società cooperativa con base a Pasian di Prato e sedi in tutta Italia, che rappresenta la principale realtà imprenditoriale del Nord-Est e tra le più importanti a livello nazionale nei settori facility management, servizi ambientali e gestione di impianti di selezione rifiuti,
multimateriale è una delle prime realtà imprenditoriali, come detto, nel nostro paese, nel nord-est, a dotarsi della figura del Disability Manager, istituita internamente per promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili con disabilità certificate attraverso interventi mirati. La figura risponde in modo coerente all'impegno assunto da Idel Service in ambito di Corporate Social Responsibility ed inserita nell'azienda risorse umane a supporto dell'inserimento di questi lavoratori e per meglio valorizzare le competenze e la capacità del candidato in relazione alla sua disabilità. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del mattino, appuntamento nel tardo pomeriggio con uno speciale, ulteriori notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.